Vieni. Attenzione. Attenzione. Che caldo che fa qua. Che sole. L'alta montagna. Che sole. C'era la nebbia a Torino. E invece qua c'è un sole. Ah, questo è l'ufficio stampa. Porca la maiacca. Dario, ed è ripresa cazzo. Cazzo. Ed è ripresa cazzo. Cazzo. Caffè. Si può avere un caffè? Almeno salutare. Non so neanche C'era la nebbia, Grazie. Prima di mangiare vorrei rivolgere un pensiero e una preghiera a tutti quelli che come noi, nonostante tutte le avversità, ma anche i problemi, e poi ci sono tante possibilità che uno non ha mai pensato, come quando ti trovi un'amica e pensi che sia veramente, allora il pensiero va a queste persone, e queste persone siamo anche noi, perché noi siamo queste persone. Amen. Ben detto. Buon appetito. Benvenuti in cucina con Daniele, parte seconda. In cucina con Daniele. Siamo qua oggi per affrontare un argomento un po' spinoso all'interno della casa di registrazione Cesano. Siamo qui, stiamo aspettando il nostro turno. Dani e Nick hanno fatto tutto in mezza giornata e Dario qua da stamattina che rusca. Ti ricordi cosa aveva detto Daniele quando aveva sentito sto pezzo la prima volta? È un pezzo. Non, allora, il suo gergo era non non mi convince molto. Dentro di sé gli faceva cagare il cazzo. Ma non è vero, Dario. Io ho detto chiaramente mi fa cacare con la C. Non me lo ricordo. Sì. Mi fa cacare. Con la C. E invece è un pezzo che non ti scordi. Come quando c'è una mamma che allatta il bambino. Ho lavato i piatti. Bravo. Perché un vero uomo Lava Si riconosce. quasi sempre i piatti. lava anche. Anche i piatti. Perché dietro ogni grande uomo c'è una donna incazzata e lui non ha idea perché. Il trucco, adesso lo sto per dire. Guardi, se mi può seguire con la camera. Il trucco è qua. Per far. No, questa è la tuma. Il trucco non è qua. Il trucco è già uscito dal frigo. Eccolo qua. Per far sì che il pollo sembri un coniglio, Si chiama un maiale. si chiama un maiale. No, mi emoziono. Perché? Ancora peggio. E lui che parla. Brutta. E là. Oggi Da domani si scorreggeranno in faccia. Mischiare il maiale col pollo, perché come ci insegna Erodoto, il pollo è nato da un coniglio che si è inculato un maiale, o se si preferisce un maiale che si è inculato una coniglia. Non lo sapremo mai questo perché noi non c'eravamo ancora e quindi possiamo solo supporre. Ma se l'ha detto Erodoto, ma se l'ha detto Erodoto.